qua. È rimasto e rimarrà questo video l'ultimo segnale di Quirin Kunert in vita. Una scena agghiacciante già di suo, che acquista un incredibile valore simbolico se si pensa che da lì a pochi minuti il tedesco, trapiantato in Friuli, sarebbe andato incontro alla morte. Il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di lunedì dalle squadre di soccorso che hanno lavorato incessantemente con la speranza di trovarlo vivo lì sotto, anche se l'assenza di qualsivoglia segnale di vita aveva fatto presagire il peggio. Nessuna voce, nessun richiamo, nessun movimento. Il fango per lui è stato implacabile. Una tragedia veramente terribile, anche perché Quirin è morto cercando di salvare questa signora anziana ed era una grande nuova risorsa del nostro borgo, perché aveva da poco riaperto questo negozio di ortofrutta. Ecco, Alessandro, se riesci, il negozio è proprio qui di fronte a noi. È proprio lì. E stava avendo anche successo. Per un piccolo borgo come il nostro, un piccolo negozio come quello è comunque una risorsa importante, ovviamente, no? E quindi siamo veramente tutti affranti e siamo tutti molto vicini a Jessica, che è la sua compagna e che fortunatamente ce l'ha fatta salvarsi. Le residue minime speranze si sono infine spente nella tarda serata di lunedì, quando anche l'83enne Guerrina Scoccaia è stata ritrovata senza vita sotto le macerie. La triste scoperta, anche questa purtroppo attendibile, è arrivata anche grazie alle unità di Urban Search and Rescue e delle unità cinofile utilizzate. È doppio e durissimo il colpo che la piccola comunità di Brazzano deve incassare, dicendo addio a due personaggi molto attivi nella comunità, ancora sconvolta. Il ragazzo tedesco che è morto è venuto ad abitare qui perché si era innamorato di queste terre. Guerrina era un'arsilla pluriottantenne. Era molto conosciuta qui a Brazzano perché era molto attiva nella comunità. Il mio ricordo è che, non dico ogni giorno, ma siccome vengo a bere il caffè ogni giorno a Brazzano, la trovavo al bar e diciamo era una persona estremamente allegra, gioviale, con cui si chiacchierava. Quindi è un grande dispiacere aver saputo proprio che sia toccato a lei. Il giorno dopo questo doppio dramma fa piombare la frazione di Cormons in un raggelante silenzio acuito da una situazione post-apocalittica provocata dall'enorme ondata di maltempo che ha provocato la frana a terra di parte del colle di San Giorgio, incuneatosi in una sorta di fiume di fango che ha travolto inesorabilmente le abitazioni colpite. Eppure, nonostante si percepisse pericolo così imminente, non ci ha pensato su due volte Quirin ad aiutare gli altri prima di mettere in salvo se stesso, dopo aver messo al sicuro la sua compagna di vita Jessica. Non è rimasto indifferente alle urla di Guerrina spaventata, ma il tempo non gli ha lasciato scampo. Mentre cercava di recuperarla con una scala, entrambi sono stati sorpresi dalla frana. Alcune persone stanno portando fiori in ricordo, in memoria delle due persone decedute, travolte dalla frana della Matto. Sono stati portati dei fiori, delle foto, insomma tutta Brazzano, l'intera comunità cormonese si è stretta attorno a questa tragedia. E dopo la frana, il buio, il gelo, la fine, ora a Brazzano, mentre si cerca un difficile ritorno alla normalità, tutti ripensano a Guerrina e la vedono nel suo amato coro della chiesa e tutti allo stesso modo guardano buon sapore Brazzano, l'attività che aveva rilevato e in cui aveva infuso tutta la sua passione per il Friuli Venezia Giulia Quirin, una terra che da subito lo aveva stregato e dove si era inserito nel tessuto della comunità, che ora lo piange pensando a una tragedia che ha strappato via questa vita decisamente troppo giovane.